Raffica di esplosioni nella notte a farne le spese 11 bancomat tra le province di Treviso e Venezia. Indagano polizia e carabinieri, a agire con ogni probabilità più di una banda, bottino da quantificare. A Castelfranco una docente ricoverata in gravi condizioni per una meningite di tipo C, 15 alunni già sottoposti a profilassi. Questo pomeriggio un incontro a scuola, le rassicurazioni dei medici. Venezia sulla carta era un cieco assoluto, nella realtà viveva in modo autonomo senza difficoltà a smascherarlo e filmarlo. I carabinieri, le stime parlano di un danno alle casse dello Stato da 150.000 euro. Roma blocca la legge regionale che chiede l'applicazione delle minoranze nazionali anche al popolo veneto. Gli indipendentisti non ci stanno e puntano sul registro dell'anagrafe veneta. Parrocchie a luci rosse in provincia di Padova. Parla in TV una delle sue amanti, mi insultava e mi picchiava. Giorno dopo giorno emergono nuovi particolari sulla vicenda. Lunedì comincia il dopo Penta, a Palazzo Moroni arriva De Biagi, molte le questioni aperte sul suo tavolo, prima su tutte la destinazione del nuovo ospedale. Il sindaco di Mira, Alvise Maniero, annuncia a sorpresa che non intende ricandidarsi. Ora tocca agli altri, racconta: io non mi ricandido, mi affido al destino. Parla Isabel, la bellunese ostaggio delle proteste della polizia brasiliana. La donna ha un aereo lunedì mattina per tornare in Italia. Mel, ore d'angoscia per il marito Mario. Telespettatori di Antena 3, ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca dal Veneto. Partiamo subito, lo avete sentito dai titoli, con quello che è successo questa notte. Una notte di scorribande per una o più bande entrate in azione a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Ben 11 i colpi tra i tentati e quelli andati a segno. Ricostruiamo allora questa lunga notte di scorribande nel servizio d'apertura del nostro notiziario. 11 esplosioni nel mirino, 6 bancomat in provincia di Treviso e 5 in provincia di Venezia. Difficile ipotizzare che ad agire sia stata una sola banda, ma gli accertamenti sono in corso in queste ore proprio per chiarire come siano andate le cose. In provincia di Treviso un solo colpo è riuscito, quello alla Friuladria di via Vitale a Conegliano, dove i malviventi alle 3 di questa mattina sono riusciti a far esplodere lo sportello, ma l'ammontare del bottino verrà quantificato solo lunedì. Carabinieri in azione per mettere in fuga i ladri e negli altri 5 casi. Il dispositivo predisposto nel territorio con lo schieramento di tutte le pattuglie disponibili ha funzionato, ma anche i cittadini ci hanno messo del loro. In via Magenta, a Paese, il tentativo di scasso del bancomat dell'Anton Veneta ha svegliato i residenti che dal piano sopra la filiale hanno lanciato contro i ladri i vasi di fiori del terrazzino. Beh, insomma, direi che hanno fatto bene, insomma, poi alla fine, perché oggi come oggi non sa più come ci si deve difendere, no? Quindi un vaso è stato abbastanza efficace, a quanto pare, se poi li hanno messi in fuga. Avrei buttato qualche altra cosa più pesante, guarda. A Carità di Villorba, lungo la Pontebana, i malintenzionati che avevano già forzato la bocchetta dell'erogazione dei contanti hanno desistito prima di andare a segno. Stessa modalità anche alle filiali dello stesso istituto di via Marconi a Gorgo al Monticano e in via Roma a Salgareda. Nel mirino anche un istituto di credito di viale Caccianiga a Maserada. Non è andata meglio a Venezia. In 4 ore, a partire dalle 2, sono stati tentati 5 colpi al bancomat di Veneto Banca di Torre di Mosto. Ha sentito il botto? Sì. Le botte perché erano di più. Avevo paura solo perché la stanza dei bambini è proprio sopra qua. La notte di assalti si è conclusa verso le 5 quando a saltare sono stati 4 bancomat in mezz'ora, 3 gli istituti colpiti nel solo comune di Marcon. Siamo in una situazione drammatica, direi, per questa invasione che abbiamo di questi personaggi. Alcuni testimoni hanno spiegato di aver visto i rapinatori fuggire su una grossa auto scura. Chissà se il dettaglio basterà a risalire agli autori.
Ed ora ci occupiamo di un nuovo caso di meningite di tipo C, da meningococco, la più preoccupante, la più contagiosa delle meningite, che ha colpito un insegnante dell'Istituto Rosselli di Castelfranco Veneto. Profilassi già da questo pomeriggio per 15 suoi studenti e incontro nell'istituto con i genitori. Vediamo allora cosa sta succedendo in queste ore. Professoressa dell'Istituto Professionale Carlo Rosselli di Castelfranco, ricoverata da ieri sera all'ospedale San Giacomo, meningite di ceppo C, la diagnosi. La 43enne si trova in condizioni gravi in terapia intensiva e per familiari, colleghi di lavoro e studenti è scattata la profilassi. 15 ragazzi interessati, di fatto una classe, un gruppo ristretto. D'altro canto la docente durante la settimana insegnava per un numero limitato di ore e la trasmissione della meningite richiede contatti stretti e ripetuti. Questa mattina sono iniziate le operazioni di profilassi da parte dell'igiene pubblica. Naturalmente la profilassi viene fatta ai familiari stretti e a contatti stretti, per cui i colleghi dell'igiene pubblica stamattina si sono recati alla scuola e hanno iniziato a valutare chi doveva essere seguito per la profilassi. Nel pomeriggio a scuola l'incontro con i genitori da parte delle autorità sanitarie per informarli delle misure di prevenzione adottate e rispondere a dubbi e interrogativi. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, ha raggiunto telefonicamente il sindaco Stefano Marcon per informarlo della situazione. La diagnosi di meningite all'ospedale di Castelfranco è stata rapida. La professoressa è arrivata in pronto soccorso ieri sera alle 19. Alle 22 il ricovero in terapia intensiva. Nella notte il laboratorio di microbiologia del Cafoncello ha elaborato i campioni prelevati. Alle 9 di stamattina era già stato identificato il ceppo. I colleghi di Castelfranco sono stati efficientissimi. Nel giro di poche ore ci hanno dato l'orientamento. Il materiale è arrivato qui a Treviso. Abbiamo messo sulla biologia molecolare e abbiamo tipizzato il ceppo, sappiamo che è un gruppo C e questo comunque ha permesso l'avvio delle profilassi. La 43enne rimane in terapia intensiva costantemente monitorata. Le condizioni sono serie, è in rianimazione e adesso dovremo aspettare le prossime ore per vedere come andrà. E di meningite, di quel che sta succedendo in queste ore a Castelfranco, dei timori che hanno manifestato i genitori oggi e dei timori per le condizioni di salute degli alunni, parleremo questa sera nel corso di 20 e 10, la trasmissione di approfondimento dei nostri notiziari. In studio ci sarà il dirigente dell'ULSS Trevigiana Francesco Benazzi e il consigliere regionale della Commissione Sanità Fabrizio Boron. Analizzeremo dunque e partiremo dal tema meningite. Per lo Stato era cieco e per questo godeva di un'indennità di accompagnamento, in realtà si muoveva in autonomia. Dopo mesi di indagine dei carabinieri, la Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata per un uomo di 69 anni. Scende dall'autobus, zoppica un po' ma non ha nessuna difficoltà ad attraversare la strada. Cieco per lo Stato e anche per l'INPS, che da anni oltre alla pensione versava sul suo conto un'indennità di accompagnamento, si muoveva da solo per la città e di fatto era in grado di affrontare una vita autonoma l'uomo di 69 anni rinviato a giudizio per truffa aggravata dalla Procura di Venezia. Un'indagine partita da un controllo di routine la scorsa estate in un negozio da parte della motovedetta dei Carabinieri di Venezia, che tra le altre persone aveva identificato il 69enne per la prima volta. Accertamenti successivi hanno permesso ai militari di far luce sulla sua posizione, dando il via alle indagini. A quel punto sono iniziate videoriprese, fotografie, con i carabinieri a documentare come l'uomo fosse in grado di muoversi da solo per la città, senza bisogno non solo di un'altra persona o di un cane guida, ma neppure di un bastone. Da qui il rinvio a giudizio con l'accusa di truffa aggravata chiesto dalla magistratura veneziana, che ha calcolato un danno per le casse dello Stato di circa 150.000 euro. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale sull'istituzione della minoranza nazionale veneta. Gli indipendentisti si arrabbiano e dicono: per forza a Roma servono le nostre tasse.
Se lo aspettavano, sapevano che Roma avrebbe fermato la legge regionale che chiede l'applicazione delle minoranze nazionali anche al popolo veneto. Secondo il governo, la legge eccede le competenze regionali e viola i principi costituzionali, secondo i quali è lo Stato che deve trattare i rapporti internazionali. Gli indipendentisti non sono d'accordo. È una legge che prende l'aspetto culturale, sociale e identitario del Veneto, e invece cosa è successo? Oltre ad aver bocciato questa legge, l'altro giorno hanno anche fatto un taglio di 44 milioni di euro sulla socialità, sulla sanità e sulla cultura, giusto per capire come dovrebbe essere l'Italia nei confronti del Veneto, insomma, anzi com'è l'Italia nei confronti del Veneto. La Regione, dice Agirmo, può fare ancora qualcosa, come intervenire con il registro dell'anagrafe veneta. L'altro giorno Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, ha detto che volendo può anche ripresentare una legge, questo si può fare anche molto velocemente, ma da questo comunque a dire che noi ci fermiamo, assolutamente no, la nostra è una battaglia culturale, sociale e identitaria, vogliamo portarla assolutamente avanti e non ci fermiamo di fronte a qualcuno che non vuole riconoscere per l'ennesima volta quelli che sono i diritti dei veneti. Alla domanda su perché il governo abbia detto no, Agirmo ricorda che i veneti mandano a Roma un gettito di 21 miliardi per quella che dovrebbe essere la gestione del noto buon padre di famiglia. Ecco, l'Italia è esattamente la cattiva madre per quello che riguarda il Veneto, anche perché alla fin fine delle fiere, per quello che riguarda noi che siamo anche indipendentisti, non la riteniamo assolutamente una madre. Ed ora torniamo ad occuparci della vicenda dello scandalo di San Lazzaro, perché un'altra donna ha deciso di raccontare in TV il suo rapporto con Don Contin, il parroco accusato di favoreggiamento della prostituzione e violenza privata. Luci rosse a San Lazzaro, continua a tenere banco lo scandalo che ha catapultato sotto i riflettori la parrocchia padovana del quartiere. A livello nazionale si continua a parlare del prete hot Don Contin, delle sue gesta poco edificanti, dei suoi incontri con una lista di donne che si allunga sempre di più. A pomeriggio 5 un'altra donna caduta nella rete bollente del Don ha voluto raccontare il suo rapporto malato. Alla fine io mi sono anche innamorata. E da lì sarebbe crollato tutto. Ero lì in canonica, entrò come una furia e mi picchiò, mi sbatté sul muro e mi picchiò. Poi subito dopo ci fu il pianto di scuse e la promessa anche, insomma, la promessa che non sarebbe più successo. Per lui andava su tutte le furie e veramente mi diceva assolutamente che era lui a decidere quando potevo staccarmi da lui. Coinvolti sempre più religiosi, tra cui Don Roberto Cavazzana, il parroco di Rovolonna, reso famoso perché era diventato padre spirituale di Belen Rodriguez. La stessa soubretta argentina ha tessuto in una rivista nazionale le lodi di quel prete che avrebbe dovuto celebrare le nozze tra lei e il ballerino Stefano Di Martino, ma che poi si sarebbe tirato indietro sbandierando la sacralità del matrimonio. La stessa persona che non disdegnava però i festini a base di sesso nella canonica di San Lazzaro organizzati dall'amico Andrea. Si è insediato questa mattina a Palazzo Moroni il nuovo commissario straordinario Paolo De Biagi, chiamato a reggere il comune di Padova fino alle prossime elezioni, ma chi si aspettava fin d'ora risposte sulle questioni calde della città, a partire da quella del nuovo ospedale, è stato stoppato. Sorrisi, strette di mano, complimenti ed in bocca al lupo per l'incarico, ma dietro il passaggio di consegne tra Michele Penta ed il neo arrivato commissario straordinario Paolo De Biagi c'è la grande irrisolta questione dell'ospedale di Padova, quella che mise ai ferri corti il governatore Zaia e l'ex sindaco Bitonci, quella che al di là delle dichiarazioni ufficiali potrebbe aver avuto un grande peso nel passaggio ad altro incarico del commissario prefettizio Penta. Ora il prefetto De Biagi ha finalmente tutti i poteri per firmare e dare il via libera all'opera, ma a precisa domanda il commissario straordinario preferisce glissare in elegante burocratese. Cercherò di affrontare quelli che sono i problemi principali della città, tenendo conto che l'incarico è limitato nel tempo e che siamo in una fase, come dicevo poc'anzi, in una fase ormai di pre-campagna elettorale.
Nel discorso di insediamento il nuovo commissario sottolinea più volte che il suo è un incarico limitato nel tempo, garantisce la terzietà rispetto alla politica e l'impegno nella gestione della cosa pubblica in un periodo così delicato per la città di Padova come quello dei prossimi mesi, ma De Biagi pone anche più volte l'accento sulla sua non conoscenza della realtà di Padova se non da turista e sul nuovo ospedale ribadisce: sono a digiuno delle problematiche locali, sarai presuntuoso ed incauto nel dare risposte. Non ho ancora la conoscenza nemmeno superficiale per poter dare una qualsiasi risposta. Il commissario, una volta presa coscienza della situazione, decida sul nuovo ospedale. Se è tutto a posto firmi, se al contrario le carte non vanno bene, stoppi la partita. Serve chiarezza. Il sindaco di Mira, Alvise Maniero, ha deciso che non si ricandiderà alle prossime elezioni. Il perché ce lo spiega nel prossimo servizio. Mira è grande, 40.000 persone, ci sono un sacco di mamme, papà, ragazze e ragazzi che potrebbero veramente fare numeri nel comune. Ho sempre detto che nessuno di noi è indispensabile. Il comune dei cittadini ce lo dobbiamo prendere, non dobbiamo delegare a qualcun altro. Sicuramente non ai partiti, ma tantomeno a me, insomma. Spazio ai cittadini, niente personalismi. Questo è il motivo per cui Alvise Maniero, sindaco a 5 Stelle nel comune di Mira, ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni. I cittadini hanno il diretto interesse di interessarsi appunto al loro comune, all'amministrazione. Quindi delegarlo e non gettarsi in questa avventura terribile e meravigliosa è un grosso errore. Va fatto, noi abbiamo dimostrato che veramente una banda di persone sconosciute come noi e impreparate può fare molto. E molto è stato fatto in questi anni a Mira, tra non poche difficoltà, in primis quelle burocratiche. Il debito è abbattuto del 25%, i rifiuti, la produzione pro capite è diminuita del 20%, è dimezzato il secco, è crollata la produzione di rifiuto verde. Abbiamo un comune che è più ecologico, abbiamo il primo pulmino scolastico a metano, i primi pannelli fotovoltaici, tutto questo avendo milioni in meno a disposizione di chi c'era prima. Quindi siamo contenti perché abbiamo fatto un lavoro umilissimo. Maniero dunque lascerà il suo posto a qualcun altro, ma lui cosa farà? Devo confessare che non ho mai progettato niente in vita mia, tantomeno anche l'incarico a sindaco che adesso sto per concludere. E questa non è un'eccezione, non lo so davvero. A Belluno ore d'angoscia per la vicenda che ha scosso l'intera provincia. Una donna si trova infatti in Brasile mentre vanno in scena le proteste della polizia. Lunedì un volo dovrebbe riportarla in Italia, nel frattempo però vive ore di paura e di angoscia. I dettagli nel servizio. Non si può uscire perché i rapinatori, i ladri, i banditi sono pericolosi, che bloccano la strada, saccheggiano, rubano tutti. A parlare è Isabel Ostaggio in Brasile delle manifestazioni dei congiunti dei poliziotti, manifestazioni che di fatto bloccano la polizia che da anni attende condizioni di lavoro dignitose. Una rivolta che dura da ormai 8 giorni ha fatto finire allo sbando lo Stato di Espirito Santo, che si trova ora a fare i conti con una protesta senza precedenti. La donna, originaria del Brasile ma di fatto bellunese come il marito Mario Mastellotto di Mel, ha raggiunto il Brasile per il compleanno della madre, centenaria, alla fine di gennaio. Sabato scorso sono però cominciate le manifestazioni che hanno portato ad oltre 100 gli omicidi con saccheggi e rapine ovunque. Tutti quanti hanno paura, non c'è nessuno nella strada adesso. Io sto guardando dalla finestra, sto no quinto piano e guardo dalla finestra, non ci sono macchine, non ci sono persone, una volta ogni tanto si passano 2 o 3 macchine e basta. Per lei il ritorno in Italia è previsto lunedì. Ha in tasca un biglietto già prenotato, ma il problema maggiore sono i 40 minuti per andare da casa fino all'aeroporto. Gli aerei non sono firmati, grazie a Dio sono gli unici che stanno ancora in movimento. Si vive senza più provviste alimentari e senza un quattrino in tasca, spiega la donna, una condizione che ha gettato nello sconforto la famigliola bellunese e di cui i media nazionali si sono occupati ben poco, come aveva spiegato nei giorni scorsi ai nostri microfoni il marito di Isabel, Mario Mastellotto, che vive con ansia queste ore.
lui è preoccupato perché è una roba molto, molto pericolosa. Tra poco vi raccontiamo dell'impresa epica di Barbara Pozzobon, prima però qualche istante di pubblicità. Eccoci nuovamente in onda con l'informazione dal Veneto, festa grande oggi al natatorium di Treviso per Barbara Pozzobon, la giovane atleta di Macerata sul Piave, prima donna italiana ad aggiudicarsi la Santa Fe Coronda, 57 km a nuoto in Argentina, una vittoria di tutto il paese che ha dato vita a una raccolta fondi per sponsorizzare la sua trasferta. La sua passione è nata nelle acque di questa piscina e proprio qui hanno deciso di festeggiarle i suoi amici e compagni della Natatorium Treviso. Regina del centro sportivo per un giorno, Barbara Pozzobon, la giovane 23enne, prima donna italiana a trionfare nell'estenuante maratona di nuoto, prima tappa del Grand Prix di fondo, 57 km nelle acque del fiume Rio Coronda in Argentina. Timida festeggia tra i sindaci di Macerata sul Piave, la sua comunità che ha creduto nelle sue potenzialità tanto da arrivare a fare una raccolta fondi per farla partire di Treviso. Durissima, racconta, e di vincere non è stata convinta fino all'ultima bracciata. Già dalle 3 ore e mezza in poi ero da sola e diciamo che sono riuscita a gestire l'ansia di essere davanti e non avere paura del fatto che gli altri mi potessero raggiungere. Ho capito che potevo vincere quando ho visto l'arrivo e non vedevo nessuno dietro. 57 km in 8 ore, 53 primi 42 secondi, sesto tempo assoluto, davanti a lei solo 5 maschi. Un'impresa per Barbara che a una settimana dalla partenza non era neppure sicura di essere tra gli iscritti. Rientrata in Italia mercoledì, giovedì era in piscina. Non ha fatto ancora festa, si è riposata, confessa, neppure il brindisi, niente prosecco per un atleta. A suo fianco l'allenatrice Barbara Bertelli che non spegne il sorriso, la mamma che ricevendo i fiori per la prima volta tradisce le lacrime e poi, fiero ma timido proprio come la figlia, il papà. Felice il sindaco di Macerata che parla della vittoria di una comunità generosa. È una vittoria morale del nostro paese perché appunto c'è ancora questo senso di appartenenza e di stare assieme. Felici i responsabili della Natatorium. In questa occasione qui abbiamo avuto il piacere di vedere coronato il frutto di tanto sacrificio. Felice è Barbara. Ad aprile l'aspettano i campionati assoluti italiani di fondo in vasca, poi la selezione per i mondiali, prossime tappe del Grand Prix in estate, ma per lei è solo l'inizio. Sono contentissima, non pensavo di arrivare a vincere in questa maniera e sapevo di avere le possibilità per puntare al podio, però. Ed ora scopriamo i trucchi e la festa tra i fornelli che sta andando in scena in queste ore a Pordenone. Bagno di folla per la quinta edizione di Cucinare, Salone dell'Enogastronomia e delle Tecnologie per la Cucina, in programma all'interno dei padiglioni 7, 8 e 9 dall'11 al 14 febbraio 2017. Quest'anno una edizione di record, abbiamo 200 espositori, 130 eventi in soli 4 giorni, quindi veramente aspettiamo tantissimi visitatori, secondo le nostre stime potrebbero essere circa 18.000 dopo i 16.000 dello scorso anno. Molte le novità e le sezioni che hanno suscitato grande interesse, dalla seconda arena Stars Cooking con appunto gli show cooking voluti da Crédit Agricole Friuladria, che da tempo crede a questa fiera e si impegna nel settore investendo 400 milioni di finanziamenti. A noi piace molto il binomio enogastronomia e giovani. Gli chef sono stati scelti in funzione delle loro capacità, ma sono chef emergenti. Diciamo che il premio ha l'obiettivo di valorizzare queste loro caratteristiche. Dal cucinare green agli show cooking, la fiera è ricca di novità, compresa Vinum, prologo per la manifestazione che si terrà a dicembre, vedrà in esposizione tutto quello che riguarda la filiera del vino. Nello spazio espositivo di Coop Alleanza 3.0 i ragazzi dai 4 ai 14 anni sono guidati invece alla scoperta dei prodotti del territorio. È uno stand che vuol lanciare questo messaggio. Come si fa la spesa, chi siamo, perché i territori sono importanti, le filiere e soprattutto l'importanza di conoscere quello che tu mangi. Questo è quello che siamo venuti a dire quest'anno in fiera.
Una fiera che non dimentica la solidarietà e quest'anno ha invitato un ristoratore di Amatrice che ha perso la sua attività a causa del terremoto per cucinare la vera pasta matriciana e non solo. Con un minimo di offerta si potrà mangiare e assaggiare la vera pasta alla matriciana e questo serve per la raccolta fondi per poter aiutare la ricostituzione di attività sul posto. Era questo l'ultimo servizio in scaletta per questa edizione dei nostri notiziari. Vi lascio all'appuntamento con il meteo, tra poco l'edizione con le notizie dalla provincia di Venezia. Rimanete con noi. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Cielo spesso nuvoloso sulle nostre regioni in questa domenica, ma il tempo si manterrà comunque stabile e asciutto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi diffuse su gran parte delle province anche con frequente copertura del cielo, ma non sono attese piogge, maggiori schiarite sulle Alpi più settentrionali. Temperature massime sugli 8-11 gradi, valori minimi attesi tra 4 e 7 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Diffusa nuvolosità su tutta la regione, tuttavia non sono attese precipitazioni. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime sono attese intorno ai 9-12 gradi, valori minimi tra 5 e 7 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza stabile, cieli più nuvolosi anche con nebbie e foschie diffuse sulle vallate centrali. Temperature massime intorno ai 7 gradi, valori minimi attesi sui 3 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti invece saranno deboli e settentrionali. Per oggi dal Meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci a domani. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.